Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Sportivamente Più. Rieccoci ben trovati ad una nuova puntata con il CIP Veneto, il Comitato Italiano Paralimpico Veneto, dove raccontiamo le discipline sportive per invogliare i nostri ragazzi a praticare lo sport. È con me il Presidente Ruggero Vinnai. Ciao Presidente. Ciao Alex. Come stai? Molto bene, molto bene. Ti vedo sempre in forma. Certamente, è lo sport, è merito dello sport. È lo sport, esatto, già, perché tu sei un grande sportivo. Certo. Bene, ne parleremo nella puntata a te dedicata. Oggi invece parliamo di tiro con l'arco, una disciplina olimpica che tra l'altro ha dato dei grandi risultati, ma non li sveliamo, li raccontiamo poi con l'atleta. Ma chi andiamo a incontrare? Noi oggi abbiamo addirittura una medaglia d'oro di Parigi, Stefano Travisani, che è uno sport davvero eccezionale. Io ero presente quando ha vinto questa medaglia, davvero è uno sport conosciuto ma davvero molto bello, eccezionale. E poi Travisani, ecco, ci racconterà il suo risultato, il suo impegno e le sue emozioni, anche perché davvero Bellissimo. È emozionante. Fantastico. Allora, a tra poco, appena dopo lo stacchetto, incontreremo il nostro atleta di oggi. Lo sport è per tutti. Per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Rieccoci in studio con il tiro con l'arco. Abbiamo ospite con noi oggi Stefano Travisani. Benvenuto Stefano. Grazie dell'invito e un saluto a tutti. Allora Stefano, come faccio con gli altri atleti? Siamo sportivi, ci diamo del tu? È più semplice. Ci mancherebbe. Bene, ascoltami allora Stefano, io farei così, mandiamo il contributo dalla regia che racconta un po' lo sport che pratichi e dopo ci racconti la tua esperienza. Ok. Bene. Il para-archery fa il suo debutto ai Giochi Paralimpici a Roma nel 1960 ed è rimasto nel programma gare da allora. Gli atleti usano due tipi di arco, l'arco ricurvo e il compound. L'arco ricurvo presenta due semiarchi, i flettenti che flettono verso l'atleta, mentre il compound usa pulegge per ridurre la forza di trazione. Per facilitare la mira utilizza uno sgancio meccanico e dispositivi di ingrandimento. Gli arcieri tirano le frecce al centro del bersaglio dalla distanza di 70 metri per gli arcieri con arco ricurvo e 50 metri per gli arcieri compound di categoria W1. Ognuno dei 10 anelli del bersaglio corrisponde ad una zona di punteggio, un punto se si colpisce l'anello più esterno e 10 punti se si colpisce il centro. Le classi di arcieri paralimpici sono due, Open e W1. Gli atleti W1 hanno disabilità alle braccia e alle gambe e per questo possono usare un arco con un peso massimo di trazione di 45 libbre e senza visette o lenti. Nelle classi Open gli arcieri competono in piedi o su una carrozzina, si posizionano a un angolo di 90 gradi rispetto al bersaglio e possono utilizzare supporti per il corpo. Il bersaglio per l'arco ricurvo misura 1,22 metri con un centro del diametro di 12,2 cm. Il bersaglio dell'arco compound e W1 è più piccolo e misura 80 cm con un centro di 8 cm di diametro. Al rilascio le frecce possono raggiungere i 241 km/h. La gara è eliminazione fino a che gli ultimi due atleti si fronteggiano nel match per la medaglia d'oro. Ci sono competizioni individuali a squadre miste composte da una donna e un uomo. Gli arcieri che utilizzano l'arco ricurvo giocano con la formula a set. Il vincitore di ogni set riceve 2 punti e in caso di pareggio ognuno riceve un punto. I set delle gare individuali consistono di 3 frecce, quelli delle squadre miste di 4, 2 per atleta. Le competizioni individuali sono al meglio dei 5 set. Agli atleti servono 6 punti per vincere. Le gare a squadre miste sono al meglio dei 4 set. Le coppie vincono con 5 punti.
Le gare di compound e W1 si decidono sommando il punteggio cumulativo. Le gare individuali prevedono 15 frecce. Le squadre miste 16 frecce, 8 per atleta. In tutti gli eventi, se il match termina in parità, c'è lo spareggio, in cui la freccia più vicina al centro vince. Eccoci quindi in studio. Allora, ascolta Stefano, togliamoci subito il pensiero. Sei un vincitore di medaglie sia a Tokyo con l'argento, sia adesso a Parigi con l'oro. Ci racconti un attimo questa emozione olimpica e quest'oro che hai appena vinto? È stata un'esperienza fantastica, sicuramente da tutti i punti di vista. La gara di Parigi è stata lunga, difficile. Abbiamo affrontato ogni condizione meteo, siamo passati dal caldo estremo di 30 e passa gradi a svegliarsi la mattina dopo con 12 gradi, abbiamo preso tanta pioggia, le abbiamo provate tutte, quindi noi comunque siamo abituati a questo, no? Dobbiamo essere sempre pronti a ogni condizione meteo. E quindi è stata sicuramente un'esperienza tosta, ma è finita alla grande. È finita perché meglio non si poteva, sì, direi. Sì. Però mi raccontavi come effettivamente, lo vedevamo anche nel filmato, poche frecce, cioè tanta preparazione, 4 anni per prepararsi e poi te la giochi. Con pochissime frecce sei dentro o sei fuori. Questo rende ancora tutto più difficile, perché a livello mentale sapere di avere poche frecce a disposizione per guadagnarsi quel punto in più è veramente dura. Questo è il bello di questo sport, il brutto e il bello allo stesso tempo di questo sport. E tu sei un atleta che usa l'arco ricurvo, no? Quindi sì. quello tutto intero, diciamo, esatto, così, il classico, non con le comunemente chiamato arco olimpico. Ecco, ok, perfetto, quindi un arco tradizionale, diciamo sì. così. Benissimo. Quando sei lì, che devi scoccare la freccia, perché io, allora, te lo raccontavo prima, per qualche anno ho fatto anche tiro con l'arco e mi ricordo che quando tiri e incocchi la freccia, tendi l'arco, caspita, c'hai un momento in cui dici adesso devo mollarla, no? Però sì. non puoi né aspettare poco perché devi concentrare, devi mirare giusto, ma neanche aspettare troppo perché comunque c'è una tensione fisica e se aspetti troppo cominci a perdere di precisione, quindi sì. È tutto di concentrazione o c'è anche altro? Diciamo che in quei momenti lì il 99% è la testa. La mente può essere la tua più grande alleata come il tuo nemico numero 1. Anche perché i pensieri intrusivi, che sono tutti i dubbi, no? Le domande che la mente ti propone in quegli attimi che poi diventano interminabili, no? È come se praticamente ti passasse tutta la vita davanti in quel momento e inizi a pensare e se sbaglio, oddio devo fare 10 per vincere, cioè la testa può condizionarti. 10 vuol dire il centro, sì, quello esatto. Giallo, no? Sì, quello vale 10. Okay. Esatto, il giallo vale 9 e 10, all'interno del giallo nel cerchio più piccolo c'è il 10, quindi è ancora più difficile. Ancora più difficile. E sei a 70 metri sì. di distanza, quindi è una distanza importante, non facile, perché devi calcolare vento, devi calcolare pioggia, devi calcolare qualsiasi cosa, perché è un attimo. Sì, sembra, quello che è brutto è che dalla TV sembra facile perché non si percepisce la distanza del bersaglio, ma stiamo parlando veramente di 70 metri, è un centro che misura, come abbiamo visto nel video poco fa, 12 centimetri di diametro. Un piattino da caffè. Praticamente sì. Caspita. Però tu non hai sempre praticato tiro con l'arco, vero? Ci sei arrivato a un certo punto della tua vita. Ci racconti un attimino questa storia? Ci sono arrivato per caso perché sono andato incontro al mio destino in sella alla mia mountain bike, che era il mio sport che praticavo da più di 3 anni in maniera tra virgolette seria, ma sempre con uno spirito di divertimento fatto quindi con i miei amici. Avevamo creato una società sportiva, partecipavamo a gare, però l'intenzione non era quella di vincere, ma era di divertirsi. Purtroppo un giorno appunto ho avuto questo incidente che mi ha causato una lesione spinale e sono stato ricoverato per 6 mesi
presso l'unità spinale di Montecatone in Emilia-Romagna, perché mi sono fatto male in Emilia-Romagna, e praticamente ho avuto modo di provare tutti gli sport praticabili in sedia a rotelle. Il primo tra tutti è stato il tiro con l'arco, perché era associato anche a un recupero della mobilità del tronco, no? Quando praticamente l'istruttore, che aveva l'occhio, no, esperto, ha iniziato a dirmi: guarda che hai un talento, nel senso, guarda che sei bravo, guarda che puoi arrivare lontano, io dentro di me dicevo, io mi buttavo giù dalle montagne, cioè non ho mai tirato con l'arco e cosa devo andare a fare? Poi quando mi sono reso conto anche io che avevo il tiro, allora poi me lo sono posto come obiettivo. Ho detto, quindi l'hai dovuto provare sulla tua pelle, sentirlo nelle tue mani, no? Sì. Questo format che facciamo oggi è proprio per spingere i ragazzi che sono a casa a alzare la cornetta, oppure alle mamme, ai papà di questi ragazzi: alzate la cornetta, chiamate il CIP e provate a spingere i vostri ragazzi a praticare degli sport. Vedete, anche oggi abbiamo una testimonianza in questo senso, provando si scoprono delle cose che mai e poi mai magari io stesso mi sarei sognato in vita mia di fare. Non dico di arrivare a una medaglia paralimpica, che comunque è un successo importante e quant'altro, ma solo il fatto di riavere uno stimolo in una vita, no, che sicuramente cambia a un certo punto, e avere quella forza di alzarsi la mattina e avere un obiettivo, no? Cosa che purtroppo può venire meno in situazioni difficili. Sicuramente lo sport in questo, almeno a me, ha aiutato tantissimo. È vero che io mi sono fatto male facendo sport, ma non ce l'ho con lo sport, perché comunque io dico sempre che mi ha tolto tanto, ma mi ha ridato quegli interessi, perché non mi sarei mai sognato di girare il mondo, che ne so, la prima trasferta internazionale che io feci con la nazionale fu in Cina, cioè non mi sarei mai sognato di andare in Cina nella mia vita, no? Quindi è stato un percorso fatto di scoperte, di emozioni. E ti sei tolto anche qualche soddisfazione, sì, mi raccontavi, no? Sì. Perché qualche volta hai cominciato a far scendere dal podio. Sì, esatto, praticamente la cosa che inizialmente poi mi ha spinto molto a praticare questo sport è stato che è uno dei pochi sport che abbatte totalmente le barriere, quindi io posso andare in gara il weekend contro i cosiddetti normodotati. E poi piano piano, quando inizi a fare sempre punteggi più alti, inizi a tenerli dietro in classifica, diventa una soddisfazione doppia, fino ad arrivare al podio, che non potendoci salire praticamente stiamo tutti giù, quindi quella è la soddisfazione maggiore, se vogliamo, è la rivincita. Fantastico. Beh, allora io ringrazio Stefano, direi una puntata bellissima, mi piace particolarmente, perché poi si percepisce questa tua soddisfazione in quello che fai, nello sport che pratichi e anche in questa tua nuova vita. Quindi grazie di averci raccontato questa storia, un saluto allora a Stefano, in bocca al lupo per i tuoi successi, per il proseguimento. Grazie a voi, grazie a voi. Salutiamo i nostri telespettatori, vi aspettiamo la settimana prossima, avremo una sorpresa, una nuova disciplina olimpica che però non vi racconto. La vediamo insieme la prossima settimana. Ciao a tutti! Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Sportivamente Più.